Un cordiale saluto e bentornati a un nuovo video. Piogge temporali abbiamo avuto nel corso di inizio settimana su gran parte d'Italia, ma soprattutto al nord, sul Veneto e sull'Emilia Romagna abbiamo avuto i pomeriggi spesso temporaleschi. Lunedì è stata una giornata molto instabile su gran parte dei settori adriatici, con rovesci diurni che nel corso di questi giorni continueranno ad agire su prealpi e alte pianure. Temperature che si manterranno in media col periodo, rimarranno ancora leggermente sotto sul centro-sud Italia. Continua però la formazione di temporali locali che tra il pomeriggio e la sera dalla giornata di giovedì a coinvolgere non solo le prealpi e l'Appennino centro-settentrionale, ma anche i settori di alta pianura di Piemonte, Lombardia e Triveneto. Temperature che continueranno a rimanere in media o leggermente sopra. Infatti nel corso di questo weekend avremo un leggero rialzo termico. Notiamo da questa grafica come nel corso dei prossimi giorni, venerdì e nel weekend, continueremo ad avere rovesci temporali sparsi che coinvolgeranno anche i settori di medio-alta pianura, soprattutto la Val Padana centro-occidentale, con fenomeni localmente intensi non esclusi. Attenzione anche a locali grandinate. E come notiamo da questa grafica abbiamo una posizione anomala di un grosso anticiclone sul nord Europa che farà da apripista a un nuovo forte peggioramento nel corso della prossima settimana. Infatti una goccia d'aria fredda proveniente da nord-est e delle correnti umide instabili dovute a una saccatura dall'Oceano Atlantico riusciranno a garantire la formazione di un vortice di bassa pressione. Ancora incerta questa tendenza, e per capire quali aree rimarranno più colpite dai fenomeni dovremo riaggiornarci. Ovviamente, essendo una tendenza non confermata, rimanete quindi come sempre aggiornati iscrivendovi al canale.